Buonasera cari amici e benvenuti anche questa sera alle Sibille interattive gratuite con Hildegarda e notoriamente anche io ci sono, cioè il Marietto Buonasera. veneziano. Hilde, cosa ci racconti? Come è andata la settimana? Ma direi bene, è volata. È volata? Sì, se pensi che siamo già giovedì, mi sembra ieri che è cominciata, è volata. E noi siamo qui con loro, siamo qui con i nostri Sì, amici e che non ci poi si abbandonano comincia mai. a sentire quella bell'aria frizzicante Sì, la di mattina sento primavera. gli uccellini che cantano mentre cammino con Achille. Eh sì. Mi tengono compagnia verso le Ti 5. piace il mio abbigliamento da boscaiola? Da canadese, sì, Sì. lei si è vestita canadese boscaiola perché questa sera ha finito la live, finito la telefonata con l'ingegnere, lo sponsor, Sì. dovremmo uscire a caccia di pizze Sì. canadesi. Canadesi, vabbè. Si spera. Bene, Bene, cari come amici, salutiamo state? Valentina, la Mary, la Mary, Fabiana, salutiamo Fabiana, tutta la truppa, grazie di essere qui con tutte noi le anche così, persone molto che gentile, che ci si seguono. aggiungeranno alla diretta, anche tutte le persone che la seguiranno in Differita, differita. sì. Vabbè, ma Esatto. allora senti, per non lasciarli un po' così a bocca asciutta, iniziamo col pippone, via. Il Il pippone pippone della Hilde. Oh. Ormai i nostri cari Amici amici sanno che prima sanno delle risposte c'è il fantastico che pippone. è dal 2015. Che ci siamo. Sì, ci siamo veramente, magari non sono nata nel 2015, forse avanti Cristo, forse anche prima. No, scherzi a parte. Dal 2015 il sito www.ilcapitano.altervista.org, che vedete in sovraimpressione, vedete la schermata della home, è online ed è a disposizione veramente di tutti gli appassionati inizialmente di radionica, perché nasce proprio come punto di riferimento, di raccolta, sì, di riferimento e di distribuzione di circuiti radionici gratuiti. Successivamente sono state aggiunte altre sezioni dove abbiamo divulgato pratiche meditative, di studio e di correzione della ebook esatto. insomma, di chirologia, Sì, e soprattutto materiale della tradizione ermetico-cabalistica, certo. Quindi nel tempo appunto si sono aggiunti sempre più strumenti che sono ancora adesso online a disposizione gratuita per il download, quindi potete andare a scaricare tutto il materiale che abbiamo nel tempo condiviso e messo a servizio di tutte le persone di buona volontà, di tutte le persone che insomma hanno desiderio di conoscere, approfondire alcuni argomenti che sono poi tra l'altro quelli di cui ci occupiamo: radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo. Quindi tutte le persone che insomma hanno queste discipline a cuore trovano molto materiale sul sito, ma non solo, anche nei nostri canali YouTube, dove abbiamo organizzato gli argomenti trattati nel corso del tempo in diverse playlist. Quindi andate nei nostri canali YouTube, cercate le sezioni playlist e vedete il tanto materiale. Quanti video hai su YouTube? Ma se non sbaglio 954, più o meno 955. lei 1000, io 2005 Circa, video, sì. quindi c'è tanto materiale al fuoco, c'è tanta Esatto. carne al fuoco, anche se siamo vegetariani. Però Sì. detto questo, poi possiamo anche continuare con l'altro pippone, che vedo che comunque ci sono tanti amici che cominciano a raggiungerci, e ricordiamo che c'è anche una sezione shop. Ricordiamo che sul sito trovate la sezione shop, quindi moltissime sono le sezioni dove trovate materiale gratuito che nel tempo abbiamo donato a tutti, ma c'è anche una sezione dedicata ai nostri diciamo così prodotti di alta qualità, esatto, di alto lignaggio, tutto quello che possono essere i nostri servizi professionali, a partire quindi da questo talismano che potrete indossare, arriva comunque a casa. Costa 150 euro più 20 euro di spedizioni. Sì, diciamo un po' meno, c'è 15 euro di spese di spedizione con corriere, quindi in pochi giorni viene spedito e inviato, insomma, raggiunge i suoi possessori. Esatto. Nei ricercatori della verità. Ho spesso
parlato di questo talismano, praticamente tutte le dirette Quindi iniziano. saltiamo il pippone, ma andiamo invece Saltiamo su il qualcosa pippone. che ci tengo proprio perché ultimamente si sta L'abbiamo un avvicinando po', esatto, un trascurato. periodo duro, perché, cioè, parliamoci chiaro, ormai siamo entrati in quella fase caliente in cui noi vediamo purtroppo la situazione che si sta insomma, deteriorando per l'Ucraina, e vediamo la Russia che sta avanzando, e già nel 2010 il Marietto e nel 2015-16 Hildegard aveva cominciato a spiegare che sarebbero arrivati questi periodi importanti, e noi siamo subito corso in aiuto donando dei circuiti per salvare l'Italia da quello che sta per arrivare. Però anche a livello professionale possiamo offrire dei sigilli di protezione per la casa, perché ricordatevi, per i più giovani, io mi ricordo per il Desert Storm della prima guerra in Iraq, Cossiga era andato in TV a dire che si partiva da 50 anni in giù, cioè nel senso che fino a 50 anni venivano chiamati al fronte se in Iraq andava male. Adesso non voglio dire che il prossimo presidente fra qualche mese inizierà a spiegarlo alla TV che da 50 anni in giù c'è questa possibilità, che non è poi tanto remota, però bisogna incominciare a pensare all'opzione B, no? Noi abbiamo un maestro di judo che ha l'opzione Sì. B, l'opzione Il piano C, B, il sì. piano B, il piano C, e noi abbiamo il piano M, cioè il sigillo di Mosè. Ilde, vuoi spiegarci un po' di questo sigillo per i tempi che stanno per arrivare? Certo, quello che vedete in sovraimpressione è un sigillo particolare, è antecedente alla tradizione salomonica, molto precedente in effetti, essendo attribuito all'ascito di Mosè. Quindi tutte le persone che conoscono la tradizione ermetico-cabalistica sicuramente sanno e conoscono i sigilli salomonici, ma Mosè, che ha preceduto di lungo corso e per tanto tempo proprio prima di questa tradizione salomonica, è stato il primo e più grande generale cabalista, quindi ha trasmesso e per tantissimo tempo era anche difficile trovare materiale al di fuori della trasmissione orale maestro-discepolo, quindi ha trasmesso questi importantissimi sigilli che permettono al possessore di attingere a risorse particolarissime che sono delle intere schiere angeliche, quindi le Sefirot, detto per le persone che insomma conoscono un pochettino la dimensione dei regni spirituali secondo la tradizione cabalistica, quindi per rendervela semplice, ogni Sefira corrisponde a una schiera angelica e sono molte le diciamo così, le file, i filoni New Age che ultimamente hanno portato alla ribalta l'angelologia, hanno iniziato a parlare di angeli, l'angelo del giorno, l'angelo il tuo angelo custode collegato alla data di nascita, eccetera. Sappiate che tutta questa recente diffusione trae origine e comunque attinge dalla tradizione cabalistica. Sono stati i cabalisti i primi a spiegare come era organizzato il mondo a partire dalle gerarchie spirituali e in che modo appunto tutte queste intelligenze divine in collaborazione una sefira con le altre hanno mantenuto diciamo così questa realtà e come la influenzano quotidianamente. Quindi ciascuna di queste schiere ha dei compiti precisi e ciascuna di queste schiere ha tantissime entità e intelligenze divine come sulla Terra esistono tantissime persone. Quindi diciamo che ciascuna di queste intelligenze ha compiti precisi e Mosè veramente tramite questi talismani ha permesso ai possessori di questi talismani di attingere a queste forze. Quindi quello che vedete in sovraimpressione, per esempio, è attribuito alla sfera di Venere, perché abbiamo scritto in modo sintetico protezione casa? Perché Venere si rende disponibile o comunque è l'armonia. Venere è l'amore, l'armonia tra le persone, quindi proprio in termini di questa bellezza, di questa armoniosa possibilità di entrare in relazione gli uni con gli altri, serve a mantenere
appunto le famiglie in modo stabile, armonioso, ma non solo. Venere si occupa anche di opportunità lavorative, di giustizia, quindi ha un ampio respiro e permette veramente di risolvere o di ottenere molte cose, per esempio sotto il profilo lavorativo, opportunità di lavoro, permette appunto anche per esempio di occuparsi di questioni artistiche, legali, quindi veramente a 360 gradi. E questo è solo uno degli esempi, esistono moltissimi altri talismani. Se rispondo biondina, se siete interessati, intanto visitate il sito e la sezione shop. Vi ricordo www.ilcapitano.intervista.org, così da capire già a sommi capi, esatto, questo è il sito che troverete, per capire a sommi capi le opportunità che ci sono, ma potete sempre contattarci tramite WhatsApp o Telegram o telefonicamente, non tanto per avere ulteriori spiegazioni, perché cioè, quantomeno secondo me per scritto è meglio, perché spesso troverete la linea occupata, perché ovviamente in privato rispondiamo preferibilmente per consulti prenotati, certo. E quindi meglio se scrivete tramite WhatsApp o Telegram al numero che scorre in sovraimpressione, o in alternativa al mio numero che magari poi metteremo in qualche modo. Quindi prima di tutto andate sul sito, vedete le risorse sia gratuite sia quelle professionali che trovate, e quando avete le idee un po' più chiare potete scriverci, o eventualmente se non sapete cosa scegliere perché non avete idea di quello che possa essere più utile per voi, certo. o per rimuovere o superare i blocchi, per propiziare delle cose, consigliamo sempre un consulto professionale. Sì, esatto. 20 euro, 40 minuti, analizzeremo la vostra situazione tramite i nostri metodi di indagine e vi suggeriremo le cose più appropriate per la vostra storia, per la vostra situazione. Bene. Io penso che ormai possiamo cominciare a rispondere. Il pippone della Hilde, come si suol dire, insomma, diciamo è che il pippone della Hilde. È il pippone della Hilde, quindi torniamo. Siete sopravvissuti al pippone della Hilde? Allora torniamo con i piedi per terra, mettiamo il Degaramaretto veneziano e vediamo le prime domande. Biondina, però se vuoi che ti rispondiamo, mi raccomando, devi mettere anche il tuo nome e la tua data di nascita. Bene. Se Lucia frequenta un'altra. Vediamo un po', Fabiana, Alessandro, allora vi ricordiamo intanto che la regia, che stasera è anche dietro lo schermo, quindi di fronte alle telecamere, mentre la regia sceglie una domanda, vi ricordo cosa dovete scrivere nella domanda, quindi il vostro nome e la vostra data di nascita sono dati fondamentali che permettono di lavorare con la vostra scia energetica. La domanda deve essere mirata, quindi su un argomento specifico, niente domande generiche, siate più precisi possibile nel formulare questa domanda, quindi quale che sia, date dei dettagli, se siete in coppia scrivete che siete in coppia, se state frequentando una persona da poco ditelo, se la frequentate da tempo ditelo, se la frequentate ma è una situazione extraconiugale ditelo, cioè date più informazioni, perché più carne al fuoco c'è e più il brodino. Esatto, ovviamente se la domanda riguarda un'altra persona abbiate cura di mettere anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Codice fiscale, si è fatto il Covid, 4 dosi. Ad esempio la domanda di Fabiana è formulata correttamente, è precisa, è in una direzione e mette il proprio nome, la propria data di nascita e della persona, insomma, di riferimento. Bene, allora Fabiana, 20 novembre del 2001. Allora, esatto, infatti a Fabiana ha anche scritto che c'è, quindi ha detto che hanno litigato, si stavano frequentando, ha chiuso lei e lui si chiama, abbiamo detto? Lui è sempre Pasquale. Pasquale. 25 maggio del 2000. Bene, che non è il nostro Pasquale, perché anche noi abbiamo per le mani. Non ti concentrare su altri Pasquali. Pasquale. Vediamo per Fabiana. Vediamo se torna dopo che lei l'ha spedito. Quindi lui viene cacciato, lui dovrebbe tornare. Allora, ho capito bene, allora, loro litigano. Sì, lei lo scaccia. Esatto, e vuole sapere se ritorna. Lei, scusa, prima lo scaccio. Lo sai, le donne sono complicate. Le donne sono complicate. Allora, per chiedere di restare. Fedeltà
e morte. Beh, qua già partiamo un po' bipolari, un po' bipolari, dai. già, perché c'è una grande volontà che resti, come una grande volontà di fermare tutto. Adesso però bisogna vedere. Sembra anche che abbia subito comunque questa chiusura lui, quindi se stiamo cercando di capire questo Pasquale che intenzioni ha dopo essere stato già, spedito, già. sembra che già l'ha sì, vissuta come una cosa non sua, una scelta esatto, non qui sua. l'ha Vediamo. vissuta quasi come un funerale, diciamo. Ecco, adesso vediamo un Vediamo un pochettino. po' come si sviluppa il nostro Quando hai detto l'ha vissuta come un funerale è venuto il vedovo, bellissimo. Quindi si è sentito un po' impotente di fronte a quella scelta. Già, si è Secondo sentito me, un pochettino. Aspetta che tiro indietro il nostro sì, attrezzo di lavoro, perché voglio che i nostri amici abbiano una visione chiara, no? Chiara ok. delle nostre sibille che ci aiutano. Voilà. No, non è questa va qua, questa va qua. Beh, il va. Non ho coraggio di dirlo. Allora, ci sono delle cose che lui proprio non riesce a mettere a posto. Non sa, forse perché è giovane, forse perché Giovane, sì. vedi che c'è comunque anche la carta del domestico, quindi diciamo che è abbastanza alle prime esperienze importanti e probabilmente in certe circostanze non riesce a mantenere le promesse, non riesce, si vede ed è consapevole, è dispiaciuto, ok? Sì. Tutto sommato non è esattamente quello che voleva, non voleva chiudere, però è vero anche che con amarezza ha anche lui preso una strada, ok? Si vede dalla carta del viaggio. Sì, sì. Sai, non sembrano carte di ritorno, del resto l'hai spedito e sembra anche che nella linea del presente possa in qualche modo insinuarsi qualche altra figura. Quindi il problema è riuscire a mettere a fuoco come e con quanta intensità magari vengono vissuti determinati rapporti nelle varie fasi della vita e comprendere che magari certe cose vengono un po' ingrandite, no? Anche le problematiche o le richieste o le esigenze o le emozioni e quindi magari c'è un vissuto molto forte da parte tua e molto più leggero da parte di lui perché non è maturo, ok? Siamo su Quindi, sai, ho po'. fatto tutto questo premessone perché nel presente si vede un ladro e quindi la probabilità che si stia già avvicinando qualcuno e che magari proprio perché lui pensa c'è il rischio che lui possa pensare che in fondo tu hai veramente deciso di chiudere e probabilmente nel passato non è già avvenuto qualche altro episodio, ok? Quindi bolliva in pentola, diciamo bolliva che in pentola, diciamo così. o lui uscito dalla porta rientra dalla finestra oppure guarderà avanti ad altre occasioni. Io ti ripeto, non vedo tanto un ritorno. Sembra l'ha spedito piuttosto. bene, l'ha spedito bene. Sì, sembra convincente perché nel prossimo periodo ti arriveranno comunque delle notizie o ti farà arrivare delle notizie. Non è detto che siano tutte vere, però insomma. Sì, guarda, le sibille mi dicono più o meno anche a me la stessa cosa che hanno detto a te. Certo, lui ha sofferto, perché vedi qua, vedo, è stato omaggio. Ci ha messo un po' a digerire questa situazione, non è che è andato via a cuor leggero. Il futuro, naturalmente, si vede che la nostra amica è ancora innamorata, perché si vede che guarda il passato con un Sai, noi stiamo guardando più che altro lui e lui si vede che, però sembra anche che arrivino delle notizie, quindi. Ma non dico fuorvianti, perché mi ha detto queste cose non le dice, c'è la carta della falsità, quindi è molto probabile che non siano del mi ha detto tutto. queste cose non le dice, ma le sibille sì. Quindi lui di questo soffrirà, quindi è anche possibile che questa altra persona che si insinua possa essere anche per te. È una linea attuale, nel presente, sì. quindi non siamo molto lontani dal fatto che arrivi concorrenza o altre occasioni molto positive e quindi tu stessa potresti anche tenerle in considerazione e lui magari venirlo a sapere. Quindi qua si vede veramente. Qui la prenderà malissimo. Lì sì. Io penso che sì, la prende malissimo, ma il finale.
sarà geloso e cercherà di muovere le amicizie che avete in comune, perché però poi mi sa che l'ultima parola la dirai comunque tu. Sì, l'hai spedito e lui arranca. Ma siete giovani, avete davanti tutto il futuro. Sì, vediamo un Se po'. non parte in guerra, Sì, se non parte in guerra. Vediamo Andiamo avanti. Sì, lui non voleva. Hai un po' esagerato. Sì, Pelino, però, sai, alcune volte bisogna stare attenti. Allora, vediamo un po'. Ma allora, biondina, come ti chiami? Titti. Ma cos'è Titti? Non Un lo cartone so. animato? Sarà Tiziana. No. Andiamo avanti, facciamo un'altra. Sì. Allora, vediamo un po' la Mary. Ciao Mary, se ci sei batti un colpo così ti rispondiamo. Mi raccomando, se venite selezionati scrivete di essere presenti, perché se non ci siete non rispondete chiaramente. Prego Fabiana. Fabiana è educata, giusto? Sì, sì. Se non rispondete chiaramente passiamo a un'altra domanda. Allora Vediamo. Mary, ci sei? Nuovi Mary, commenti, fatti vedere, vediamo se è viva. Sì, sì, la scrive nostra che c'è. Mary Benissimo. c'è. Allora, Brava vediamo un po'. Mary. Brava Mary, vediamo un po' la nostra Mary. Ok, allora, sono Mary, 19 ottobre 78, vorrei sapere i sentimenti di Marco, 16 marzo 77, se inizierà la relazione ufficiale. Allora, facciamo un punto sulla I. Allora, loro hanno già una relazione, però non è ufficiale. Non è ufficiale. Avete figli? No, dobbiamo sondare perché poi sulle sibili precedenti. Vabbè. Allora, Mary, avete figli tutti e due? Siete sposati? Perché se no nelle sibille... Sì, allora se riesci a darci qualche altra informazione sul vostro conto... non sono attendibili quindi... le risposte, perché noi quando esce la donna con dei figli, cioè lì non si capisce se la vicina di casa... Non figli, ha scritto. Ok. Allora Mary non ha figli, però siete sposati e questo è l'importante da sapere, perché se no non si capisce bene se... la cosa ufficiale. Ok, è da tanto che vi frequentate, se vi conoscete da un po'. Sì, comunque intanto cominciamo a fare la stesa, perché esatto. fra un po' avrò la telefonata con l'ingegnere. Allora, quindi Mary, 19 ottobre 78 e Marco 77. 16 marzo 77. Allora, non ci sono figli, ma si vede una persona giovane. Dopo? Come se lui desse una mano a una ragazza, una persona più giovane. C'è qualcosa dietro le quinte che lo impegna. O magari lui vede in lei una ragazza, una brava ragazza da aiutare anche. Anche sì, sembra proprio una cosa. Beh, vediamo. Allora, guarda, a questo punto lui single, io sono separata, ci frequentiamo da 8 mesi. Brava Mary, che hai scritto in modo analitico. Vabbè, ma guarda Mary, le sibille sono le sibille, no? E alcune volte bisogna interpretare. Chiaramente questa è una online gratuita, quindi stiamo sul superficiale, non vogliamo entrare nei dettagli perché sono cose delicate, però vediamo che lui all'inizio è partito con grandi sogni. Sì, ma sembra che comunque ci sia stato un intenso scambio, messaggi, telefonate, chissà che non vi siate addirittura conosciuti tramite insomma, qualche chat, qualcosa. Però ma si vede molto entusiasmo, cioè questa è la linea del passato. Esatto. E sembra che nel passato ci sia stato veramente qualcosa... Anche disponibilità da parte di lui. Sì, esatto. Lui vedeva in te veramente qualcosa di, secondo me, strabiliante. Lo vedo che pensa in modo importante alla ma Mary, anche adesso nella linea del presente, nonostante questa è la linea presente. C'è la carta della malinconia, quindi magari non c'è un totale pieno perfetto pagamento, però vede in te veramente una donna forte, una donna, cioè lo hai colpito nel cuore, cioè si vede che lui quando pensa a te valuta che sei una donna vincente con delle grandi qualità e un potenziale, anche una donna fortunata. Lui pensa che possa essere anche l'opportunità di una relazione stabile, comunque, che meriti, che questa cosa meriti, anche se magari
E la carta malinconia vuol dire che qualcosina proprio non è lucida, però. Allora, il problema sorge Già. dopo. Il problema, attenzione, cara amica, Mm. attenzione perché noi abbiamo parlato del passato e del presente, però il futuro... Lei vuole sapere i sentimenti di lui, e però adesso lui, il però lo dico io. secondo me lui un pochino, Ha qualcosina dietro, sotto il tappeto? ma sai, è come se tutto sommato però l'idea proprio di un impegno troppo solido lo metta un pochettino in allarme, come se cercasse una via di fuga, quindi dovrai Sì, fare... cioè, guarda, detta proprio terra terra, mi sembra che l'inizio è partito in quinta, no? Poi quando ho incominciato a capire che la cosa poteva diventare una cosa, insomma, di spessore, nel futuro vedo che di nascosto incomincia a fare una retromarcia. Esatto. Incomincia a fare una retromarcia, sembra quasi che purtroppo non so come Io non so definire. se lui che comincerà a sospettare di un'altra persona, o se sia lui che piuttosto guardandosi in giro comincia ad avere un atteggiamento molto meno limpido. Poi sì, anche perché poi nel futuro si vede arrivare, il problema cioè sembra è che qua, lui non sia nell'esito. solo, sembra che lui porta in dote qualcosa di pericoloso. Il problema è che ci sarà comunque un'interferenza pesante che... Ti ho parlato, ho quella consulta da fare con Sì, l'ingegnere. sì, Devo sì, sì. lasciarvi, cari amici, grazie di essere stati qui. Quindi Mary, gli sviluppi del prossimo periodo non sembrano dei migliori, anche se adesso la situazione prende una piega più solida, più stabile, però io non la vedo l'ufficializzazione. No. Anzi, mi sembra che di fronte a quella opzione lui comincerà piano piano a fare retromarcia. Probabilmente non avete lo stesso tipo di aspettative, quindi temo dall'esito che abbiamo visto che piano piano si allontanerà. Potrebbe avere i classici comportamenti narcisistici poi più avanti. Bene, allora rispondo ancora a una domanda, quindi anche se il Marietto si è dovuto allontanare, vediamo un pochettino di rispondere. Allora, Giusy, ci sei? Fammi sapere se sei presente, Giusy. Prego, Mary. Ci sei, Giusy? Se non ci sei, rispondo a un'altra persona. Buonasera, vorrei sapere per favore se ci saranno per me novità in campo lavorativo. Grazie mille, Giuseppina, 9 febbraio 81. Giusy, ci sei? Vi ricordo che se mettete la domanda dovete restare collegati, perché se poi venite selezionati ma non ci siete, non vi rispondo. Ok, non c'è. Chi c'è? Chi è rimasto? Tra quelli che hanno scritto una domanda è rimasto qualcuno? Visto che Biondina hai scritto la domanda, ci sei? Ma bene, allora a questo punto, visto che le domande delle persone che c'erano sono già state risposte e non mi scrive nessuno, quindi vediamo Valentina. Boh, non so se è una questione di rete o se effettivamente...
Allora, vi ricordo l'appuntamento di martedì alle 21:15. Nella settimana appunto ci sono 2 appuntamenti attraverso cui avete questa opportunità di avere una risposta, martedì alle 21:15, giovedì alle 19. Per il momento quindi vi ringrazio per la partecipazione, vi saluto e vi ricordo appunto che vi aspetto martedì alle 21:15. Buon proseguimento di serata a tutti. Alla prossima. Ciao.